buongiorno a tutti. Viva il Veneto! 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 Per terra, per mar! Per terra, per mar! Per terra, per mar! Bene, non dobbiamo più permettere che vengano da Roma, da Milano, da Canicattì a dirci che cosa dobbiamo fare. Siamo veneti, liberi, indipendenti, ma c'è qualcuno che vuole nascondere questa verità sotto il tappeto, come si nasconde la polvere. Ma noi non siamo polvere, noi non ci faremo nascondere. Ma è una cosa importantissima che ho sentito anche prima: coscienza e conoscenza. Per sviluppare queste idee, noi le abbiamo tutti, ma appunto diceva qualcuno, siamo in tanti, ma gli altri 4 milioni e mezzo di veneti dove sono? Allora bisogna educare, istruire questi 4 milioni e mezzo di veneti che oggi sono andati dove? A mangiare dalla suocera, a fare il giretto in piazza, andare a comprare le caldarroste. Però attenzione, per educare la gente bisogna partire dalla scuola elementare, dalla scuola media, dalla scuola superiore e arrivare fino all'università. Io sono un insegnante e io non posso accettare che vengano a dirci, a educare i nostri bambini, i nostri ragazzi, professori, non so se l'abbiate sentito, vengono, i vien adesso, i voi che parla veneto, allora, parliamo veneto. Solo io sono insegnante di italiano, allora mi capite, però parlo anche il veneto. No, poi mi sono diventata leghista, e faccio solo una parentesi, quando negli anni 70 ho cominciato ad andare in cerca di fare le supplenze a scuola. Chissà perché, con i voti alti arrivavo sempre più in basso. Quello che sta succedendo oggi, allora erano i meridionali che venivano a prenderci i posti, ma lo stanno facendo anche adesso, perché non so se sappiate, è venuto fuori a settembre, se veniva fuori, aspetta che mi ricorda, purtroppo l'abitudine di parlare a scuola, se veniva fuori che veniva su i professori del sud con le abilitazioni spagnole, le abilitazioni rumene, le abilitazioni francesi, inglesi, tedesche. E cosa succedeva? Che i nostri professori, precari da una vita, da 10-20 anni, gente che aveva vinto i concorsi, c'è gente che dal 1999 ha vinto il concorso, va bene, ed è finita in basso nelle graduatorie perché sono arrivati su tutti costoro con i voti alti, perché laggiù, a me l'hanno detto tanti professori, quelli che vanno a fare le commissioni, e dicono: per noi dare il voto alto all'esame di maturità è un modo, è uno strumento di elevazione sociale, se no, dice, i nostri ragazzi non sanno dove andare a lavorare. Ma noi sappiamo bene che i nostri veneti, l'ha ricordato anche il ragazzo prima, sono pronti e disponibili, tantissimi giovani, tantissimi cervelli sono andati in Europa per lavorare, visto che qui non ci sono posti di lavoro, e quindi sono andati in Europa, in Germania, in Francia, in Inghilterra, addirittura in Australia, in America. Ma noi possiamo permettere che il Veneto cambi la propria etnia, che i veneti vadano fuori, vadano via per lasciare il posto a chi? Prima quelli che vengono dal sud e poi da tutti coloro che arrivano adesso con i barconi o con gli aerei o con quello che è. Perché l'altra cosa gravissima della scuola, che non so se la sappiate, è che adesso stanno facendo i concorsi solo per extracomunitari, concorsi per portare gli extracomunitari nelle forze di polizia, un minuto e chiudo subito, nella Guardia di Finanza, eccetera, nell'amministrazione pubblica, ma soprattutto nelle nostre scuole. Allora, possiamo accettare una cosa del genere? No, mai, assolutamente. Ma voglio ricordare però una cosa importante, poi chiudo. Un nostro grande poeta veneto, Ugo Foscolo, quando Ludovico Manin ha firmato la vendita di Venezia all'Austria, Ugo Foscolo ha risposto: se i veneti
avessero avuto forza e coraggio, nessuno avrebbe osato venderli e nessuno avrebbe osato comprarli. Signori, è il momento di svegliarsi, di non aspettare più, di mettersi a combattere con le armi, intendendo con le unghie, perché noi donne abbiamo le unghie, con le unghie e coi denti, per la nostra indipendenza, perché nessuno ce la darà. Se siamo sicuri di questo, tutti i veneti, se tutti i veneti capiranno questa cosa, tutti i veneti saranno qui come noi a gridare Veneto libero! Grazie Paola Goisis.